Cari telespettatori, rieccoci insieme, come vi avevo anticipato prima, numeroso il pubblico presente, numerosi anche gli ospiti, i nostri interlocutori in questa serata. Una bella panoramica che chiedo dalla regia e di nuovo un bel applauso che si fanno i nostri ospiti, perché saranno tutti protagonisti più o meno. Dai, fatevi un bel applauso tutti quanti. Allora, detto questo, incominciamo subito a presentarvi gli interlocutori che affronteranno diversi temi. Sono temi di estrema attualità ma anche di grande importanza e non tutti noti anche ai diretti interessati. Vi cito soltanto, perché abbiamo ricevuto tantissime mail da parte vostra, abbiamo mandato anche la puntata più volte in replica, la questione dell'Enasarco che spaventa non poche persone che un domani dovranno andare in pensione che hanno versato questi contributi, la questione della scuola con tanti punti di domanda da parte degli insegnanti, la questione dei farmacisti, anche lì non si sa quasi nulla, ben poco ne sono a conoscenza, ma avremo chi ce ne racconterà, avremo delle testimonianze, avremo chi ci racconterà la nuova Federcontribuenti, perché protagonista sostanzialmente è Federcontribuenti che ci aiuta a realizzare questa trasmissione e che quindi con un'inaugurazione molto importante stabilisce dei nuovi capisaldi a livello nazionale ma anche a livello territoriale. Poi le tante truffe che purtroppo continuano a verificarsi e non soltanto queste e altre questioni che affronteremo insieme, non da ultimo la sanità, ai noi sempre un problema. Voi come sempre potete scrivere, ma io direi scrivete direttamente a Federcontribuenti che ha la sua mail, adesso il responsabile comunicazione che vi ripresenterò, tanto lo conoscete, vi darà tutte le indicazioni. I nostri ospiti odierni ve li presento. Dottor Edoardo Sivori, responsabile comunicazione, ben ritornato qui con noi, che terrà un po' le fila degli interlocutori. Presidente nazionale Marco Pacagnella, Federcontribuenti, grazie di essere ritornato. E grazie a voi. Professor Filippo Fordellone, segretario generale Federcontribuenti, ben arrivato. Grazie, buonasera. Non è della zona, per cui ha fatto anche lei un bel viaggetto. Non da poco. L'avvocato Marco Zanetti, direttore generale Federcontribuenti, ben ritornato, avvocato. Dottor Stefano Ticozzelli, Dipartimento Enasarco, grazie di essere qui con noi. Grazie. Quanto è stata invocata, mamma mia. Ne abbiamo fatte di tutte. Esatto, e quindi aggiorneremo anche i nostri telespettatori. Ben arrivata anche la professoressa Adele Sammarro, coordinatrice nazionale scuola e formazione, segretaria regionale Calabria. Grazie anche a lei. La dottoressa Patrizia Mallevadore, vicepresidente comitato No EMPA e presidente Associazione Farmacisti di Torino. Grazie anche a lei. E poi abbiamo tutti i nostri ospiti che sono qui presenti, il pubblico che potrà intervenire perché voi avete un microfono tanto da una parte e dall'altra, quindi se alzate il ditino o vedo io o vi conosce magari il generale Sivori, sono abituato a dire, vabbè, che vi renderà comunque presenti. Incominciamo, l'apertura a lei. Allora, è semplicissimo. Noi parleremo qui di salute, di scuola, di Enasarco, di diritti conculcati, di una marea di cose. Parleremo della vita di tutti i giorni, ma vorrei che fosse chiaro che senza sicurezza niente di tutto questo è nemmeno pensabile. Per ciascuna parte ci vuole un substrato di sicurezza. La sicurezza è il terreno, lasciatemi dire la battuta, di coltura ma anche di cultura in cui tutto il resto deve germogliare. Se manca quello è inutile che ci giriamo intorno, stiamo scherzando e stiamo facendo come facevano un tempo, facciamo a muina, come dicevano nel Regno delle Due Sicilie, chi passa da una parte, chi passa dall'altra, cioè praticamente ci parliamo addosso. Se ragioniamo tutti con la mentalità di avere comunque una sicurezza, possiamo parlare di giustizia. Attenzione, noi dobbiamo fare la riforma della giustizia, noi dobbiamo fare la riforma della legalità. La giustizia è un concetto eterno, è la legalità che purtroppo va ogni tanto prende i colori della politica che c'è in quel momento, o rosa pallida o celeste acceso, eccetera. Per cui la sicurezza è quanto ci legherà tutti insieme e per questo, poi se volete ne riparleremo ancora, la scuola è importantissima. Per questo Federcontribuenti si sta dando da fare perché
io lo voglio dire guardando la Camera, come al solito, contribuenti significa prendere di tasca dei soldi e fornirli allo Stato. Bene, lo Stato li vuole spendere per noi o vuole continuare a spenderli tra compagni di merende? Domando. Retorica. Retorica. La parola la voglio passare a Marco Paccagnella, che è il capo di tutto questo, l'origine di tutto questo, che sicuramente ci dirà qualcosa in più. Allora, Presidente, innanzitutto c'è una notizia perché avete fatto un cambio logistico, no? E quindi la data 14 gennaio 2020. Abbiamo inaugurato la segreteria nazionale a Padova. Naturalmente la sede nazionale rimane, e sede legale rimane in piazza Colla di Rienzo a Roma. Mentre qua la segreteria, perché? Perché la segreteria, a parte comunque nella mia città comunque d'origine natale. Perché in Veneto più che altro? Perché siamo nel cuore della parte produttiva dell'Italia, che questo non significa aprire per separarci dal resto, anzi entrare nella parte più produttiva di maggior sviluppo e anche con più possibilità economica per poter aprire a tutto il resto dell'Italia. Non è un arroccamento, ma è per entrare, per aprire, ed è questo. Tornando invece sul ragionamento che faceva adesso Sivori, non è che prendiamo il denaro dalle tasche e lo diamo allo Stato e vorremmo che ci tornasse indietro come servizi. Non abbiamo questo tipo di disturbo, perché ci mettono direttamente le mani in tasca allo Stato e ci tolgono tutto e anche il fondo delle tasche, perché viene via tutto ormai, perché ci stanno prendendo tutto. Anche se promettono che fanno, poi cambiano i governi, cambiano le situazioni, tutto resta Ma molto bene, inalterato. sono tutti marinai, la famosa promessa di marinaio, no? Sotto il periodo elettorale, un sacco di bla bla bla, e poi ma non si può fare, si farà. Non ho detto che la facevo adesso, ho detto che la faremo. Cioè il solito gioco che ormai conosciamo tutti e che poi non porta mai a nulla. Ed è un problema, perché se prima il governo precedente ha fatto male, questo sta facendo peggio. Noi siamo preoccupati perché, essendo i contribuenti, cioè contribuenti quelli che pagano e pagano tutto, perché il contribuente paga tutto, il contribuente è anche il disoccupato, perché ogni qualvolta va a prendersi un pacco di latte, comunque ci paga le tasse ed è un contribuente, non ha nulla di ritorno. E il problema più grosso è quello proprio dell'imprenditoria. Abbiamo circa 600 attività commerciali al giorno che chiudono, ogni giorno. Come pensiamo, a parte la sicurezza, perché un negozio aperto sono degli occhi sulla strada che controllano anche i movimenti della gente e tutto quello che succede, ma come pensiamo poi di poter creare sviluppo e lavoro se tutto si acquista online dalle multinazionali, Amazon, Google e tutto ciò che... Ma siamo noi i primi che lo facciamo, perché, esatto. Sì, perché vorrei chiedere al pubblico, ma qualcuno di voi ha mai fatto un acquisto con, come dice il Presidente, con Amazon? Ma attenzione, se pagassero... Prego. Sicuramente ci è capitato. Se pagassero le tasse quanto Amazon. I commercianti non avrebbero più così tanta convenienza da dover comprare online. E in più la moda, ho parlato con molti commercianti, ma non solo a Padova, Milano e tante altre città, che la gente va a provarsi il prodotto per vedere se gli va bene, si prende nota del prodotto, del numero, della taglia e poi lo ordina. Fanno bene a chiedergli 10 euro per la prova. Se poi lo acquistano gliele scontano, e se no io non sto là a tenere aperta un'attività perché tu ti venga a provare una cosa che poi la compri online. Chiaro? Perciò stiamo cercando di fermare questa... Ecco, bravissimo, stiamo cercando, perché a questa osservazione tanti, adesso magari anche non so se il pubblico presente, dicono: ma voi associazione di consumatori, perché non fate qualcosa? Perché anche magari a livello congiunto, un po' come quando i sindacati a livello unitario, no? Le associazioni a livello unitario, o voi che siete presenti sul territorio, non fate, cercate di fare un'azione di forza. È mai possibile farlo? Non è semplice. Uno, perché noi abbiamo avuto la fantastica idea di non accettare fondi pubblici.
E perciò diventa tutto molto difficile, anche perché se devo come associazione accettare il fondo pubblico di sostegno e poi, siccome il maggior problema, il mio nemico primario è proprio lo Stato che mi dà i fondi, ma lasciamolo fare a chi ha appena citato lei, le altre organizzazioni. Noi non facciamo questo, noi cerchiamo sostenitori privati che vogliono comunque mettersi da una parte della barricata per combattere dall'altra parte, chiaro? E il problema nostro è quello di mantenere e sostenere le piccole e microimprese che sono quelle più devastate e soprattutto le partite IVA, perché le partite IVA in Italia sono fiction. In che senso? Le aziende non ti assume, ti dice guarda io ti faccio lavorare però apriti una partita IVA che così per un mese, 6 mesi, un anno ti tengo finché mi servi e quando non mi servi più ti lascio a casa. Quando li lasciano a casa possono chiudere anche la partita IVA perché comunque era solo per non comparire come lavoratore dipendente. Con questo ti danno i dati della diminuzione della disoccupazione, ma basta, cioè, un po' di serietà. Dobbiamo cominciare a essere più seri e pretendere che chi guida la macchina dello Stato sia una persona seria e coerente e non pensare più solo agli affari propri o quelli dei propri elettori. Gli italiani sono gli italiani, chiaro? Non i miei elettori faccio gli interessi solo di chi mi ha eletto, punto. Vabbè, non aggiungiamo altro visto che non vogliamo parlare di politica. Generale Sivori, così mi aiuta a introdurre il tema sanità, che mi sembra anche abbastanza caldo, perché poi abbiamo tante questioni che dobbiamo affrontare. La sanità è uno dei pilastri su cui è inutile che ci giriamo intorno, ma tutti ci stiamo vicini, tutti in qualche modo abbiamo bisogno, perché tutti stiamo male e quindi tutti abbiamo bisogno della sanità. Se la sanità, e noi abbiamo il servizio sanitario tra i migliori del mondo, ma se questo servizio sanitario continua a sperperare soldi in maniera dissennata, continua a non consentire a chi non ha soldi di potersi curare, ci sono persone che rinunciano a uno dei diritti fondamentali previsti anche dalla nostra Costituzione, oltre che dalla legge umana, di curarsi, di avere voglia di curarsi, non si possono curare. Allora, questo fatto, secondo me, in uno Stato serio non dovrebbe nemmeno avere l'onore di una discussione come quella che stiamo facendo. Spero che il professor Fordellone ci dica che cosa è possibile fare e che cosa stanno facendo già per debellare non la povertà, come dice qualcuno, ma almeno questo tipo di fenomeni. Allora, professor Fordellone, allora io volevo fare giusto un inciso su un'affermazione del generale. Lui parla di pilastro, io parlerei di vortice in questo momento, perché siamo tutti un po' coinvolti da una situazione contingente che ci vede protagonisti da una parte, perché direttamente o indirettamente siamo tutti pazienti. Sentiamo sempre più parlare di sanità, le nostre istituzioni prendono in mano le situazioni integrando il termine sanità, ma forse sarebbe più corretto parlare di salute. Chi si preoccupa della salute? La sanità è un grosso capitolo, un capitolo generale, la salute è un qualcosa che ci riguarda da molto vicino. Siamo abituati ad intervenire con manifestazioni e programmi di prevenzione, ma non siamo in grado di sviluppare l'educazione e la cultura della prevenzione, che a monte risolverebbe una serie di problematiche molto molto importanti. Ma come fai a fare prevenzione se poi ovviamente le liste d'attesa per fare una diagnostica sono eterne perché magari non ce n'hai urgenza immediata? Lei ha toccato un tasto importante, aumentiamo i LEA e quindi apriamo nuove prenotazioni per fruizione di prestazioni, ma non sappiamo a monte quanti sono i malati che soffrono di quella patologia, quindi non sappiamo quali sono i numeri, i costi. Scusate, facciamo anche un accenno che vengono sbloccati i famosi farmaci riservati solo per alcuni, perché non se ne parla mai, nessuno lo dice, ma ci sono dei farmaci che sono solo per alcuni e non sono comunque disponibili a tutti. Io volevo anche fare una precisazione su una cosa che mi sta molto a cuore. Quando sentiamo parlare di sanità, o meglio di salute,
siamo abituati ad ascoltare che ci viene detto, ci viene raccontato che la sanità è un costo. In realtà la sanità non è un costo, la sanità è un investimento e il frutto e il rendimento di questo investimento si chiama salute. Assolutamente, Quindi, ma la salute è legata anche ad altri fattori di benessere in generale. Esatto. Ci sono persone che rinunciano alle cure. È chiaro, in questo momento siamo numericamente prossimi a 15 milioni di persone che non si curano random, quindi la povertà, la crisi economica, i nuovi fragili sono quelli che non si curano più, che si abbandonano, quindi noi eravamo abituati a considerare il concetto di fragilità legato a una patologia, quindi legato a uno stato di cronicità. Oggi abbiamo i nuovi fragili che sono coloro i quali, non avendo redditualità, non possono più eseguire per sé, per i propri cari, per la propria famiglia, quelle che sono le cure basilari. Allora, detto questo, torniamo anche su questo tema, abbiamo la pubblicità che incombe e ne parliamo anche di altri. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.